Auspician a Le Parey Lafare, Riboiro SRL, El Ceibo, Juguetería y Librería, Organización 25 de Mayo, Cooperativa Agrícola Ganadera y de Consumo Freire Limitada, Comuna de Colonia Anita, Comuna de Colonia Iturraspe. Ciao ciao, come siete? Benvenuti a Le Parey Lafare, la programación de la familia piemontesa Adolfo Barale Gamba Lunga Sila Freire Córdoba en Argentina, en que con la programación Sentes Tantin e dai que van. ¿Cómo va, Pauli? ¿Cómo te estás? ¿Cómo va? ¿Cómo está tutta nostra cara audiencia? Como dices ti, nauta registración et ti e una presa lauta a fan el número gross. Fan el número gross. Nauta battuta tacun e pi. La 171 de Le Parey Lafare. ¿Cuánto tiempo le, Paulín, que suma ya al área? Come 3 anni, cosa mia, no? 3 anni. È subia, perché mi nascondo che per il mondial passato ero già in cammino a Reggio. Ah, ma dai. E su Malika non scarrafignuno torna la volta. La llegada al Folma. Una volta dicevo para él, un vez de la llegada al Folma. Voy a ver la jugada al fútbol, profe. Bueno, Paulín, como siempre, agradecer a toda la gente que comparte nuestra transmisión, nuestra programación, que le pone me gusta, que nos comentan, La verdad que siempre nos gusta que nos comenten la programación, porque de a poco también vamos aprendiendo un poquito entre todos, Paulín, Fuma lì una composizione tra lo che resuma noi e lo che resuma che serve. Una mezcla, una bella tuirá, Sí, una tuirá. Una tuirá. Hoy vamos a hablar de un tema que tenía ahí medio como que me parecía que no daba para hablar, pero cuando empezamos a investigar, como siempre te deja con la boca abierta. In quanto attacca informese tutte le cose che cerca in aie e pillo che una pensa. D'ogni sorta. D'ogni sorta. D'ogni sorta. Profe, para Paulín, hoy nos vamos a mudar, nos a chapel pasarotta tola come di Maniaite, nos vamos a ir a Italia, pero no vamos a hablar de la región del Piemonte, Doma andé un po' al sud, che niente al sud non ti aspavai andé, No, però in aie col post per andare per vedere cose belle. Sí, propiamente así. Hoy vamos a hablar digamos así, de un edificio icónico, como quien dice, de Italia, como es la Torre de Pisa, Esa torre que está inclinada, que a veces uno no le presta atención, y después por ahí cuando empieza a investigar un poco, pucha que es linda la historia. La historia le vela papi allí Cuntela. Questo che la conta Sí. Kuma, Está como a Cuntela. Vamos a hablar de la Torre de Pisa. Fuma l'intento. ¿Cómo lo intenta? Sí. Prima di tutto, per sapere in piemontese, è la Tour e Pisa. La Tour. La Tour. Bien. La Tour e Pisa è una tour che fa ciuché, è campanario, come diciamo in Castiglia. Come il ciuché è la cattedrale o il dom, come ve le dire, e Pisa. Che è piazza, come diceva in principio, in la regione della Toscana. Así que está, la Torre Pisa está en la región de la Toscana, no está en el Piemonte, que sería el norte de Italia, ya está más buscando el centro de Italia, como quien dice. Proprio. Sua altezza originale era 60 metri. Anche in D a misura 56,67 cm la parte più alta e 55,86 la parte più bassa. Así que, claro, al estar inclinada, la parte de arriba superior, como quien dice, así que originalmente eran 60 metros. 60 metri. Pero al estar inclinada ahora, la parte más alta mide 56,67. Y la más baja, digamos así, que se va a caer, Paulín, ¿andar allí o no? Penso che no. Penso che no. Seguitamo parlando come una, 55,86, Así que, bueno, tiene una gran inclinación, Paulín, Sì, la inclinazione è 4 gradi. 4 grados. E a pesa, sempre calcolando tonelà, 14.500. 14.500 tonelà Así è que- il peso calato. 14.500 toneladas pesa la Torre de Pisa.
una bella merciassa, no? Niente leggera. No, Niente leggera. perché ogni intera è facciamo vissuta, No. quindi guarda, Sì. la costruzione della tour alla fase in tre parti, alla fase in tre parti e alla fase in tanti anni, Paolino. Contei alla gente che alla fase in 199 anni. La torre se hizo en tres etapas en 199 años. Es quasi 200 años. 2 secoli. Sí. Pa poc. Papo, no, no. All'attaccase, la costruzione all'attaccase il 9 d'agosto del 1173. Del 9 de agosto de 1173, maldita se sarà bella. Guardate che non andai a andare il tempo. Empezó la construcción e la finisse en l'anno 1372. Dice che il disegno più o meno ahí era un'altra versione, ma dopo, quando alla passare il tempo, alla sortì fuori chi calera che l'aveva fatto, diciamo, per il disegno, alla stata disegnata per Bonanno Pisano. Bonanno Pisano. Bonanno Pisano. E guarda lì, Luca, un contente Paolín. Dice que con el tiempo, al describirse que sua tumba, al era lì en tal P et la Tour, en tal 1920. En 1820 se descubrió que la tumba de este Pisano estaba ahí en la Torre de Pisa, en el cimiento de la Torre de Pisa. È quasi 500 anni dopo che la finisse Sì, e costruì. sì, Ma guarda, una bella quantità d'anni. Sì, sì. dice che, come diceva Stica, le inclinà in 1178, dopo aver finito e fece il terzo piano, lì l'hanno descubierto che attaccava a inclinarse. Así que cuando terminaron el tercer piso, como quien dice, se empezó a inclinar. Se alla inclinarse per il nord, hacia il nord, 3 metri. Il motivo che ha originato lì è che i fondamenti, lo cimiento, come Eh. in Castiglia, erano deboli e neanche la terra era una terra dura, forte, era Guardati, buona. guardati. Nel 1272 Fernando di Vicenzo, che era stato l'architetto del Camposanto, torna più avanti con la costruzione e alla giuntai 4 nuovi piani. Así que bueno, después se tomó, como quien dice, se retomó la obra, En y 1272. se le agregaron 4 pisi más. 4 piani pisos più. más. E mentre che costruía, trattava di entrisere. Así sea, hacía como se fez È una banana, diciamo parecchio, trattava di entrisere. Pa' fácil, ¿no? No, no, ma la intenzione era lo cavallo. Una construcción como el Clan Lee y su ahí, en esos años, tratar de enderezar una torre, pa' tan fácil, ¿no? Però più o meno ormai andaria bene. Piava, mi la escuchaba Paulín que ti dices que piava verso al nord. Per me che l'era panta il poste, su sì, daría que sia, se piava per il nord, saría que daría che pia dal Piemonte, daría pena dal Piemonte. Così andai al Piemonte. Venían del Piemonte, el mío. Bene, di. Lì a qua che sia lì. Tutto pelese. Tutto il lavoro di suo apparai alla farmacia torna nel 1284. Per cosa? Per le guerre. Perché Pisa alla via di suo apparai un posto che dicevo, le barche, tutto un port abbastanza importante e la via è guerra con Genova. Facevo sempre la guerra con Genova e con altre mire. El avión tenía la guerra con Génova, entonces a causa de la guerra tuvieron que parar de vuelta la construcción de la torre. Come sempre il guerre picchettano da un po'. No. Entre el 1372 en el 1372 estamos hablando
que la obra se comenzó en 1173. En 1372, Tommaso Pisano, a la fait l'ultime pian, Casaria del Chuqué, donde van las campanas sería, Post per le ciocche. per le choque. Perché El último plano, La torre è proprio lì, è un ciucché, un campanario. es un campanario la torre, nada más que eso. Le choque, io credo che la via una ma o due. ¿Cuántas tiene? 7 campanas, Pablito. Ciocche hanno. Choque, tutte hanno diversi nomi, todas tienen diverso nombre e anche hanno abitate tutte insieme, Pablito. No. Contei alla gente che hanno più grosse, piccite, che hanno abitate in diversi tempi, insomma, parai, e che cada choque representa una nota en la escala musical, Paulino. Así que cada campana representa una nota de la escala musical, Paulino. La pigrosa, ¿cómo se llama, Paulino? La più grossa si chiama Assunta. Asunto. E all'han pes è 2060 kg. Así que la campana más grande se llama Asunta, 2600 kilos. E alla stai fundia in 1654 per Giovanni Orlandi. Andati. 1654. E vai anni dopo che alla finisse il che disuma parai, Sì. Perché aspetta che vi bene sì, ma nel 1372 alla finisse l'ultimo piano, che alla fase il ciucché, e nel 1654 per lui che 300 anni dopo l'abitasse la prima ciocca di Duma Parai. La più grossa. La più grossa. La più grossa. Parai che Paolin, la più grossa l'assunta. L'altra di Duma Parai piccita la crucifico, Paolito. Proprio chila calan pes 1150 kg e alla stai fundia in 1572 per Vincenzo Possenti. Guardati. E dopo torna fundita un'altra volta, svega alla passata Al bracciapà. sì, in 1118 tornò la fe un'altra volta. Así que en 1572 se fabricó y en 1818 se volvió a refundir la medesima. La Paulina, l'altra un po' piccita di Nuova Parai, San Renieri. Questa sia l'Ampes in 1150 kg e alla stai fundia 20 volte. Madonna. Ma l'ultima volta le stai in 1735. Miércoles, la verdad que fundir una campana varias veces. Allora andai e voi dite che fabbriche e ciocche e campane devo paese in mestiere tan facile. No. Perché fabbriche e ciocche in poche, che anche il mondo. Paulin, nauta ciocca dal pozo. Proprio la ciocca dal pozo la stai fundia in 1606. 1606. Che ciocca sia la stai danà entro il bombardeo della seconda guerra. Per l'onca l'hanno convertita a museo entro il 2004 all'abitare in stessa. Una copia con un peso de 490 kilos. Así que la convirtieron como en museo esta campana por la cantidad del daño que había tenido por los bombardeos en la Segunda Guerra Mundial, como quien dice. Pusieron una copia. Una copia. Nauta Choca, Paulí, Pascuereccia. Questa sia un peso en 1014 kilos. E alla stai fundia in 1262. 1262. Parai che hanno fatto ciò che piccite prima tutte. Sì, che sì. La terza. Questa sì pesa 330 kg e alla stai fabbricata per gli artigiani in
e 473. Así que en 1473 la fabricaron los artesanos, Sì, la terza. la Guardati. E l'ultima, Paulin, la Vespuccio. per così compararla con i primi pesa proprio poco, 120 kg. 120 kg e alla staita fabbricante il secolo XIV e alla tornata funde in auta volta entre il 1501. Así que en 1501 la volvieron a fundir. Torna in auta volta. Ma doy, qué tragat con Quichoque lì, qué movimiento con esas campanas, Paulín. La verità che tutto è un movimento, tanti anni tramessi dalla prima all'ultima, è una cosa che ha piaciuto me. Paulín, la tour di Zuma Parà e Pisa, cosa le faita? ¿Con qué está hecha la torre de Pisa, Pablito? Piquetut, la parte fuori piquetut, con il marmo bianco. Mármol blanco. Eh? Ma doy. E la parte dentrinta con il pere calice e lo che noi diciamo il mortero de cal, la mescia con il caucina. La caucina. La caucina, la mescia con il caucina. Digamos que una mezcla. Sí, sí. Tipo la mezcla que hacemos en el pastón, digamos así, La tura la fase en círculo, ¿no, Pablito? Proprio parai. Con due muraie in parallelo, una da canto all'altro. Diciamo parai che una muralla fuori, diciamo parai tocca la niente e dopo un'altra muralla in 30, Due muraie in parallelo, ma che il tog lì che dice sti alle pacca la niente in 30. Dimmi un po'. In 30 ne ritiene. Cosa l'hanno campato in 30? Hanno campato in 30 parte del mu, lo che noi ve le si diciamo scombro. Il ladrillo, pedazo di ladrillo. Saria in piemontesi che veramente le scombro si chiama munam o muniera. Saria un po' lì. E pere, che i pere lì erano l'antica Roma. E per che, come dicevo un momentino andare, con la mezcla, con la caucina. Con la caucina. Con la caucina. Así que le tiraron piedra en la parte, digamos, para rellenar la parte de las dos paredes, le tiraron piedra y ladrillo, lo que había, digamos así, y le echaron mezcla, como quien dice, Proprio come dicevo una volta. La papa no, con caucina, però direi che un po' che ci manca l'avranno capitato. Perché se no... Sì. A pochi anni alla via finisse la fe di Zuma Parai i marmol originari che erano il marmol a Sun, perché ai Sun in cure, sono il marmol San Giuliano, l'hanno stata con un po' dagnata, l'hanno destaccata, l'hanno rompita qua e l'hanno buttata in marmol neo, ma Bianc et Carrara. Así que los mármoles originarios de San Giuliano, que sufrieron un poquito de desperfecto, que se despegaron, se rompieron, que por ahí no eran tan buenos, se reemplazaron por mármol blanco de Carrara. Un'altra varietà, ma sempre più o meno Parai. Più o meno sì. Nadisà, Paolì, e contei un po' a tutta la gente, Nadisà, dice che hay una cosa lì que dice una placa, como decimos nosotros acá, que dice que Galileo Galilei a la fai la prueba de la caída libre, como le decimos acá. Ah, sì? Sì, dice que la fai la montata giù sul ciuché, come l'era parai, diciamo un po' cugià, per lì a fare la prova bin, senza che niente toccai, sa niente del mese. Compruè all'Appia, diciamo parai, due le balle dal cañón, las balas del cañón, las bolas del cañón, digamos así, che lì, per carità di Dio, piava una lì, sono greve, cambiava un mondo. Sé che se una ciampa di quelle lì, una ciampa spapinò. Galileo Galilei dice che l'ha comprovato che la velocità e caída dependía del país, del elemento. La velocidad de caída no dependía del peso del elemento. Una cosa leggera come una pesante a droga sempre. A droga sempre. Guarda, ma. Sai pa.
Ma lì, se Galileo Galilei lo diceva, e pa, sa de vera le grossa, sa de vera le grossa. sa de vera le grossa, diceva. Lo que sa Paulín è la musica. Se non mi ascolté un po' una canzone che veramente mi la vi mai ascoltata. Per rilassarsi un po'. Per relajarse un po'. Dai, Max. Vamos a escuchar un poquito de música de la Torre de Pisa y ya volvemos. Cade la mela dal melo, la pera dal pero è costretta a cascare. Cade la bomba dal cielo, cadono gli uomini in mare. Ieri un magnifico vaso mi cadde sul naso dal 10° piano e con un dolce sospiro mi misi allora a cantar. Viva la torre di Pisa che pende, che sempre sta su. Viva la torre di Pisa che pende, che mai non vien giù. Se tu verrai con me, Maria Luisa, Luisa, la guarderai e poi esclamerai: Mamma mia, che effetto mi fa! Viva la torre di Pisa che pende, che sempre sta su. Paulín, dopo da una bella canzone che veramente mi la vi mai ascoltata, seguito a chachar un po', hoy en Ale para y la Fara estamos hablando de la Torre de Pisa, ese monumento histórico, ese campanario histórico que la verdad que siempre da que hablar y creo que es uno de los lugares que cuando uno viaja a Italia tiene que ir a visitar, ¿eh? Penso che sé che un turista che va là, hai una pagnin che arriva a andare. Eh, Ben realmente. bien, Ryan. Paulín, diciamo para la Torre de Pisa, la Torre de Pisa servía per qué? Servía para campanario de la catedral, ma en quel tempo servía per di altre cose, diciamo para. Ahí era con posto di vigilanza. Ah. A vigilavo da lì, in sistema lì che gli eserciti, in sistema medievale, gli eserciti facevano gli attacchi proprio di una presa all'auto e allora serviva come un posto di vigilanza per la regione lì della Toscana. Bien. E a Portellon Sì. la struttura come il faro, come il cielo per i barchi che navigavo, che andavo per il rio, il fiume Arno. Por el río Arno, La, Che- la via Sottasa e abitavo a serviva come faro, come cielo, come faro, cielo, come faro. faro e per i barchi che viaggiavo per questo fiume, sì. Guardati, la tour a conta nostra Miss Google, che perché mi la conosco pa, ma magari qua di un fengiro, contro mia. Se andiamo a Italia e quando è sta tour sia le No. come si dice, andare a Roma e poi il Papa. Pavel, Papa. Pavel. Dice che per endrinta alle veida, por adentro alle squase veida. Está casi hueca la torre por adentro. E Pite guarda Paulín con una cosa. Per rampiere allí a vedere le ciocche 294 scalini, 294 escalones, para llegar a la torre. En forma, diciamo, para lumarse, en forma de caracol. Lo che noi diciamo la scalera caracol. La escalera caracol, proprio para ahí, Paulino. La pa montacaria, l'ascensor, niente. Tutto da pe. Tutto da pe. Trazione a San. Trazione a San e l'Ulissa l'ha mangiato a rei da sotto fino a Sì, sì. E dice che la visita, Paulino, alle palunga più o meno 35-40 minuti. Rampie e caleggi. Un po' più in mezz'oretta. Una mezz'oretta. Una mezz'oretta un po' lunga. Una mezz'oretta è subito. Sì, sì.
Dice che in principi di anni 90 Sì. all'Ancavaie i 7 giochi, hanno avuto da capire. Lì la fallo una squadra d'alpinista Ah, e alla susnila alla tour sì. fil da sel. Así que sacaron la campana y tuvieron la torre con Per, cables de per, acero. per fare un po' l'inclinazione, non è che seguitava inclinese. Giulia per cosa velius Diciamo sempre, el Drissel. sì, diciamo, almeno che seguitai sapà in calant per su, Ah, bien. diciamo per avanti. Dice che la soluzione Sì. alla stai gavet terra da poco, fatto insieme in cite quantità, dalla parte contraria, del lato opposto al dove si inclinava Achille. Andati. Se La marca era P, insomma, parai P no, sutra. no, la cavavo diciamo, dalla parte che andasia pangì, Ah. dall'altra parte che sarebbe la parte che era a posto. Sì. Cavai la terra da lì e lui alla permettì che si indrisesse un po'. Andati. Tirella con i fili parei da sel e cavai la terra, la tour come calandai. Así que le sacaron tierra no de la parte, digamos así, que estaba más inclinada, sino de la parte, digamos, como que se dio, la que iba saliendo afuera de la tierra, ¿eh? Esa parte le fueron sacando para poder enderezarla. Per indrisare, Per l'andrisasse, dice che l'andrisasse abbastanza. Guardati, entre il 2001, Paulín, alla turna druvise perché la gente potesse spassigare e visitela, una volta che all'han proprio dasse conta bien que la tour abullaba papi, que era ferma. Una vez que se dieron cuenta que la torre no movía más, en el 2001 volvieron a habilitarla para la visita a la gente. Cada vía está sarà entre el 1990. En 1990 había sido cerrada porque corría peligro de que Sì, sì. por ahí podría caerse. Así que una fábrica alla staita vari anni per vedere cosa faccio per sdrizzare un po'. E ora, alla fase, diciamo, per in calcolo, come diciamo Agnaiti, dice che la tour va papia bugie per più o meno 300 anni. La torre dice que no va a mover por 300 Io años. in Sagrin per 300 anni. Sarà vero? Da sì 300 anni Appunto. fuma le parai da fare con come sta la torre, da sì 300 anni. Cioè, Paolin, le ciocche una volta nei primi tempi di Duma Parai, la gente dalla basilica lì, dalla cattedrale, arrampiava al 200 squadre 300 scalini per andare a su nel E ciocche. lo facevo a mano. A mano. A mano. E il di d'anche, no, un sistema di Duma Parai con elettromeccanico, che l'ena fare che sunga sola, ti vedi maglura e allora che vede che sunga, Tutto automatico. poi si pensano del viarin. Sì, sì. Una Più cosa moderno, più moderno. più moderna di Duma Parai, cioè, Fino a quei tempi là lo facevo gente. è che todo a mano, propriamente Parai, Paolino. Andai su dal Ciuchè per andare a fare la visita, Sì. per tanto tempo la staita gratis. Perché lo lì faceva parte per lo che era la visita alla cattedrale. A gratis, Ah, dici. gratis. Sì. Dopo che avevi stai sarà, come l'ha detto, per stabilirla, per metterla a posto, il visite all'antacà costa un po'. Gusta il dito anche di Zuma Montea al Ciuchino en la Torre Pisa. Questa è una visita alla Torre de Pisa. Tra 15 e 20 euro. Entre 15 e 20 euros. Sì. Encure calas da paghe, alas da rampi e scalini. E per se piace arrivare in punta, tu Fan de fe. Paolin, e niente lui lì, fan de fe. Velu un po' che contes un po' alla gente le parai la fare la quantità di gente che va a visita alla Torre Pisa. ¿Cuánta gente por año va de visita a la Torre de Pisa? El breve Viuri, abran bien los oídos para escuchar este dato.
tu que cavan, ale Certo. perché avesse sta foto sì che parlavo un momentino Sì. in aria, che mia che tennis Sì. alla tour. Di scavan 3 milioni e mes a 5 milioni de persone. Así que entre 3,5 y 5 millones de personas por año visitan la Torre de Pisa. Sì. Ma più o meno tra 500 e 600.000 a pelo monte. Ah, A pelo monte fino giù al ciucché. Perché ahí, ma che durare per felo, Ah, e la quantità di gente per felo è limitata. Los cupos, come le diciamo noi in Castilla, los cupos son son limitados. limitados. Así que Hay que, Pérez Ruel allí y Pérez Pamunté, no, magari, van tra 500 e 600.000 persone. Paulín, Nabota dicía que era staita di Zuma Parai en tal Lucalera la mutación de las maravillas del mundo, ¿eh? Dentro de las 7 maravillas del mundo podría estar la Torre de Pisa. Se ne è tante cadiso, però no, No, alle pa. alla Parua. No, alla pari va. Ma se alla stai candidata ufficiale Ah, e alle declarada, come diceva noi, patrimonio della umanità per la UNESCO. per la UNESCO. Per Así la que la verdad que es un monumento bastante importante, Paulín, ¿eh? Può arrivare a essere una di 7 meraviglie del mondo, ma la gente del di per di pensa che sia Ah, paradigma. pensa che sia Come per... la stai candidata, come Eh. l'hanno proponelo, has visto, sono cose che... Paulín, niente che es desvió pa tan pres, disma, e neanche tan tard, ¿eh? ¿Qué hora abre más o menos? ¿Cuántos son los horarios para visitar la Torre de Pisa? ¿A la matin bonura o a mesa matin, disma, Pérez, vintrea a ver el chucón? Leves quando canta il gatto. Ah, No, Pérez fue un po' il puyan, disma. a me ore la mattina disca a drevo la... A las 9 de la mañana abre. Sì. Ma gli orari orari andranno in cambio seconda stazione, ma sempre all'ora Zare. Ah, Insomma, la mattina è sempre il medesimo. sì. Ne ore. Sì. Da tempo per una bella colazione. En la prima está, digamos, en primavera y verano, que los días son más largos, A Sara un po' più un tardi. po' più tardi. Avventure. Ah, Avventure. Eppure c'era. sì. En l'autunno a 7 ore, en l'inverno a 6 ore. Assesore. A 6 ore. Stai all'orare più o meno come sì, Sì, più o meno. più o meno. Se ti arrives più o meno all'orare che avanzare, all'as te, all'as su fer il girota in cure o las da 23 prima. Vos tenés que entrar antes, más o menos hay un horario para que vos puedas entrar E antes. guarda, prenoto e danno l'ultimo turno, come diciamo noi, 30 minuti prima che sera. Así que los últimos turnos, 30 minutos antes de la Pensare- cierre. Lì a dan, noto, perché l'ultimo camunto tocca che sia un'età Media horita prima. mezza oretta. Así que bueno, media horita antes tenés que estar ahí, si no. Para que bueno, le dimos un poquito de guía de turismo, Paulín, hoy a la gente de Are a Fare, ¿eh? Anche dobbiamo parlare un po' della Tour. La Torre de Pisa, la foto esa tan por ahí que están acostumbrada a sacarse, ¿eh? Que se saca de lejos sosteniendo la torre para que no se caiga, ¿eh? La verità che tanta, ma tanta informazione che l'avrei mai pensato che sia No. tutto solo. No, no, la verdad que no. Y por sobre todas las cosas, la parte de la construcción que me llamó muchísimo la atención, la doble pared y el relleno, Pablo, que la verdad que a veces dice que, bueno, eso podría ser todo una mole de piedra. Sí, exterior, sí. Y la verdad que no. La doppia muraglia è in 30 podría pensare come dice Sì. te, chissà il forte leve, no. E anche in 30 tutte le cose che tengono, la niente, alle squadre veira. Quasi E neanche alla che suman dal 2026 all'Ampabeta Montacaria, no pusieron un ascensor, que estamos en el 2026 y la torre fue en el Insomma, 100, che mantén so pulito. propio para él. Bien, espero que les haya gustado la programación de hoy. Como siempre decimos, la Fare es siempre chacharar un poco en Piemonte. Hoy la Torre de Pisa, ese día será fin a las máquinas.
Più mal due da cupe e fino alla settimana che viene quando non torna sì in un'altra programmazione e le farei la fare. Ciao, ciao. Ciao a te, ciao ciao. Auspician a Le Parei la Fare, Riboiro SRL, El Ceibo, Juguetería y Librería, Organización 25 de Mayo, Cooperativa Agrícola Ganadera y de Consumo Freire Limitada, Comuna de Colonia Anita, Comuna de Colonia Iturraspe. Salame un po' perdute, cule un po' più stagionate, e brindumano allegria, e poi domani cambia.